Sì, tutto quel che te vuoi, ma guarda, è pieno di camper da skate dappertutto. Ciao CP. E guarda sto camper da skate, guarda che figata, c'è solo la motrice, guarda che strafigata, con l'assetto perfino. Guarda, e quello, il piccio. Eh sì, vedi tu, guarda, con stendine a biancheria, tutto quanto, guarda che roba, che forte, guarda, e Sky col coso, i balconi veri, vedi? E dopo io attacca là. È vero, bravo? Così non che con... Il tetto sollevabile, sì. Non che fa neanche la potenza. Eh sì, guarda, i pareti slargabili. Francesco, come ti senti povero in mezzo a tutti sti camper da skate? Mi sento molto povero. Ah. Potrei fare un bel mutuo. No, meglio di no. Meglio restare poveri. Restiamo poveri. Restiamo poveri, zingari, però... E leggeri. Sì, e esatto. felici come una farfalla. Bravissimo. Anche con l'influenza. No, ti con l'influenza. Ah. Ho avuto un po' di tosse. Buongiorno mezzo, com'è? Summer's in the air. Everything just feels so right. I see the distant stairs, but love is on my mind. Just come a little closer, don't overthink too much. The music's taking over, I wanna feel your touch. No need to be afraid, you know you got me. Whatever happens, happens, just take a chance on me. I never knew. Guarda la corriera che fa il fumo giallo, che strano. Polacchi, qui camper da skate, manca l'Immerisi e polacchi. Non lo so. Ci dobbiamo rifare perché gli altri avevano lo stendino e allora noi mettiamo i tavolini. Esatto. Anche a massa. Però mi dispiace ragazzi, ma vincono sempre loro. Perché lo stendino, tu puoi fare un tavolino grande quanto vuoi, ma Lo stendino è migliore. lo stendino batte tutto. Abbiamo perso, stavolta abbiamo perso. Cazzo, guarda che figo questo. No, a parte i scherzi, guarda che fanali, cattivissimo cazzo, bellissimo. Guarda che roba, quei fendini bianchi. No, i fendini bianchi no, non mi piacciono. Beh, forse un po' troppo alto, cioè proporzionalmente parlando troppo vetro, però è strafigo. Adesso ti porto con me che dobbiamo andare a cercare i singani per dirgli che è pronto da mangiare. Io non mi ricordo il camper dei singani perché ci siamo usciti poche volte. So che è un camper da skate, forse è rapido qua. No, al coso non sono loro, non mi pare che hanno il blocco della fiamma. O sì, sono loro? No, forse sono loro. Aspetta. Guarda questo, camionazzo. Slacking! Non sento il cane abbaiare, forse non sono loro. Slacking! No. Ah sì, eccoli là, sono loro con indovina camper. Pronte le pappe da mangiare. Eccoli qua i singani che ci tenevo a fare delle stamattina. Sì. Ma no, sono mi. Ti ha sempre su con me. Quando insomma io zammaniasti qua, brutti associali, associevoli. Ecco, guarda, beve il tè, là, il caffettino, come i pincionetti, guardi. Guardi, ma guarda la postura, guarda, con quelle gambe accavallate, guarda Jacqueline, busto dritto, Io diventai VIP adesso, porca mia. E guarda questo che fai, guarda, col carbonio addirittura. Yeah, robe serie ragazzi. Robe serie. Aspetta, mi chiedi cos'è, Giotto Line, G-Line 937. No, ma mi piace su chi fari. La zingaritudine tra noi. Sì, con ancora l'influenza. Sì, abbiamo la fortuna di avere Marco, che tu lo conosci come allenatore di calcio, ma soprattutto come quello della doccia. In realtà Marco è un cuoco veramente provetto, cioè lui si inventa tutte le salsine, di quelle robe incredibili. Poi ieri ci ha fatto, cos'era, una pasta alla matriciana vegana. Ma che buona! Esteticamente sembravano melanzane, in realtà era tofu, mi dicevi. Tofu fumicato. Ma che buona! Ma la roba bella, no? Che è interessante, no? Perché l'ha fatto più volte questo esperimento. Lui non l'ha detto a tutti. E praticamente pochi si sono accorti che era vegana, nel senso che pensavano che era... Pancetta. Esatto. È effettivamente buona, veramente buona. Erba? No, ma ti ricordi che tipo di erba? Fabio, aspetta, perché momento culturale. Insomma, Fabio, raccontaci cos'è quella roba là, da dove viene? No, perché... Broccolo e fiorano. Ma il broccolo è un broccolo, che è una varietà particolare di cazzo.
Esatto, originaria di Creazzo, che è una frazione di Vicenza. Ecco, quindi roba suono strana. Roba. Quindi oltre che i gatti, anche sta roba qua de Creazzo. Pane col crem, il bisso tris di pure. Mi piacciono sti branch qua. No, non c'è mai vino qua. No, questo sotto, particolare etichetta. Ah, beh, siamo in controluce, lo vedi? Dov'è il sole? Aspetta, prova di qua. Sì, adesso sì lo leggono. Cioè, È simbolo. Io non ho visto, io sono riuscito a vedere il borgo su di cosa di Andreis. Perché Alla grande! Poi tutti si partivano da. Io sono arrivato su alla sera alle 6:30 sono arrivato. Sì. E la mattina alle 10 per così ora per c'era per subito tutti vogliono via. Ma che cazzo si veniva prima? Ho fatto una baia della Madonna, Allora, perché ci sono Perché alle 10 non esigenze si fa la pasta asciutta? diverse anche te? per ognuno, ok? Perché tu che ti guardi da dietro Dietro le quinte. E intanto che fidanzata lava i piatti. Antonella! Aspetta che vibro. Ah, due messaggi. come vibri? Siamo noi che vibriamo di solito. Se hai bisogno. ciao Stella mia. Io fai i documenti che mi fai fare, che hai invertito lo stereotipo di donna con quello dell'uomo, che lava i piatti. No, c'erano le regole. Casa mia faccio io, casa tua fai tu. Anche massa. Però ho scopato io stamattina. Ah sì? Io con chi? Io non Con la so. scopa tua, quella di con la cui vai scopa. tanto geloso. Ah no, perché non avevo ricordi io di stamattina. Buono. Ho sbattuto anche il tappeto, ho fatto i letti. Però. Ah, buongiorno! Tutto serio adesso. Controlliamo se lava. No, Amy, vai dentro. Tua No. Santola. Controlliamo se lava bene i piatti, no? Sì. Così dopo tutte le signore lo criticano, lo commentano, vediamo. No, guarda, io da spar ben. Io ho buttato, siccome era qua stamattina, ho buttato prima una spruzzata di sgrassatore, che si va a dire su sgrassatore, e dopo gli passo con la spugnetta che gratta. Peccato che non ci sia sensore di odore, ma sembra un merluzzo qui dentro. Sì, ho fatto il mangiare alla Ed ora Italia, come promesso, ti porto a vedere il centro di grado. Siamo in macchina con l'Alessia e in Funf dopo ci raggiunge anche Fabio e Marco. It will come true. It all feels new now that I found you. I never knew it would come true. It all feels new now that I found you. 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 Now that I found you, waves crashing in the night, moonlight glaring in your eyes, your hands meet in mine, and now there's no such thing as no fight. Just come a little closer, don't overthink too much. The music's taking over, I wanna feel your touch. No need to be afraid, you know you got me. Whatever happens, happens, just take a chance on me. I never knew it would come true. It all feels new now that I found you. I never knew it would come true. It all feels new now that I found you. 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 Marco, combini già i malanni? È una cassa. Cos'è? Per il locale Furfrucci togliamo 4 punti singani. Hai visto?
La mia vibrata è una chiappa. Come che era? Non sei riuscito a craccare l'unità centrale? Assolutamente no. Ah, La mostra, ma quando vado ah, a prendere come se non... ah. Che non c'entra un cazzo, ma è bellissimo dire craccare l'unità centrale. C'è una cosa che mi è sempre rimasta. Però guarda com'è in pandan. Com'è in pandan roseo la cassa con la felpa di Marco. Ah sì. In più anche Marco è rosa. Giustamente, se era cinese gli era giallo, se era africano gli era marron, se era marziano gli era blu. Sei bella però. Aspetta, casomai c'è solo le bestemmie, c'era gente dentro il mio camper, dietro il mio camper, qua non vedo niente, ok, sembra tutto a posto. Quelli dove vanno là? No. Ah, perché c'è un passaggio, sì, forse arrivavano da là, tutto a posto, tutto a posto. Italia il Capodanno qua ormai va avanti da qualche giorno, siamo ancora avanti. Allora, adesso proviamo una cosa interessante, facciamo una recensione nel camper di Fabio, una recensione culinaria. No, non stiamo parlando di culi, ma adesso capirai. Eccolo qua, difatti. Allora, i nostri cari amici tu di Germania ci hanno portato il famoso, in Germania ovviamente, Mandelstollen, hai capito? E noi adesso Del Dottor Quint. esatto, che ci hanno detto che è il loro pandoro non è un pandoro, ma è quello che loro usano come pandoro. Si sono raccomandati, come è raccomandato ai dottori? Dal dottor Quint. Ah, era come le camel una volta, che i dottori consigliavano di fumare le camel. E tu invece si raccomandano di tagliarlo a fette fine, come qua. Ecco qua, facciamo l'unboxing, vediamo cosa c'è dentro all'interno della confezione. Un cazzo, sopra Guarda torta. come l'hai aperta come al solito, al contrario. Sì, ah, l'ho aperta al contrario. Sia prima da di qua la valigetta. Ah, valigetta, quindi apprezziamo che se uno l'avesse aperta correttamente si apriva la valigetta. Capito Bielo? Eccolo qua, è un bel bombolone, sarà 3 kg di roba, no? Porca miseria. E adesso vediamo a chi la facciamo testare per primo. Facciamo... Giorgio, a Don Giorgio. A Don Giorgio, sì. Che in questi giorni, Giorgio, ci abbiamo dato dentro, Ma la forma interessante Porca è miseria. da massi quella torta. Perché sembra, l'Alessia ricorda la forma ancestrale del simbolo del calore materno femminile, ossia la vasi. E ci premuriamo del coltello, di spacco famiglia, masso famiglia, ma all'occorrenza c'è anche il coltello. E boia, è massiccia, è massiccia. Questa fettina allora la facciamo provare Ah, Don Giorgio. Aspetta. a Ser Giorgio. Stoppa. Non stoppa? Cosa vuoi fare questo? Adesso, fermo, così, aspetta, perché? Va bene qua, ecco, sta registrando adesso. Vai. Niente, a Giorgio non piace il culo, quindi gli diamo una fettina più vicina all'altro accessorio, diciamo. Al clito, al clito. Aspetta che noi tagliamo a tavola a Fabio. Signor Giorgio, Anche allora innanzitutto possiamo vedere all'interno che c'è Nel viola. dei canditi, possono sembrare canditi, a me sembrano canditi. Giorgio, Sir Giorgio, È allucinato. cosa dice? Very good. È buono, sul serio? Sehr gut.
Ah, Marco, te cosa dici? Te la A senti? me piace il culo. A te piace il culo? Ah, e beh, ognuno ha le sue preferenze, insomma, te vedi, il bello di questa pluriculturalità. Ale? È un dolce da maschi, io sono femmina, lascio a voi. Quindi no, boia, è massiccio. Lo rifiliamo un po' se vuoi. Ah, È spento? leo del culo. Buon. No, beh, è vero, devo ancora provare. No, perché stavo dicendo se era buono o no, ma non capivo, al mio cervello mancava questa informazione, perché devo ancora provare. Assomiglia al gusto del panettone. Cameraman? Penso che quando ho andato male. Da ignorante, Senti Carlo Cracco? sì, Carlo Crack, può darti l'impressione di un panettone compresso, cioè proprio fisicamente compresso, perché sai che il panettone è soffice, no? Quindi qua veramente compresso di brutto, con i caditi, e non vorrei sbagliarmi, mandorle. Sì. Le mandorle. Pasta di mandorle. È tipo una focaccia? Hai dimenticato lo zucchero a velo? Tipo una focaccia. Non ho Allora, capito zucchero a bene velo. come è fatto. Vai, vai. Giorgio non ha capito. Fallissi. Giorgio apprezza. Pare di essere a 4 Tipo... ristoranti. Dai, mangiamolo. Beh, è buono. È poco zuccherato. È poco zuccherato. Quindi Quindi non so. ringraziamolo. Sono cazzo. Vabbè, ovviamente ringraziamo il tour dalla Germania che ne ha portato il dolcetto molto buono e anche il bottiglione da 24 litri di vino che dobbiamo ancora aprire. Ma Marco, qualsiasi cosa parla, Portate i lui marchi, parli, che è ancora più e sebaudo. lui sa tutto di tutto. E sei un tu multiculturale, Marco. Beh, curioso, dai. Beh, insomma, dai, bisogna E dirlo. buona memoria. Semplice. E per quanto riguarda il maiale, Matteo, vedi magro? Ma guarda che sei una roba, peso di quello là del voto suo che poi confermare o ribaltare il risultato? Cioè, sei una roba incredibile. Cosa la gradazione della grappa a 40 gradi? Ne ha 200, cosa? No, questa che mi hai dato da bere, cazzo! Seduto gli butto 90, l'alcol che si compra è il 90%. Porca Il troia. 50% di acqua, quindi sarà circa 45, ma c'è anche l'estratto del Pinot Mugo. Minchia, go a stare attento al due basto in funzione che scioppa il camper per aria. Eccolo. Oh, baby, you're